Ciao a tutti, intro diversa dal solito oggi solo per dire che sì, sono caduto, non mi sono fatto granché male, volevo comunque condividere le riprese del giro che era un percorso davvero stupendo e secondo me merita di essere visto. Cercherò di rifarlo appena possibile. Ci tengo a ringraziare sia Fulvio che era con me in bici e che ovviamente si è fermato a vedere come stessi e poi anche lui si è fatto venire a prendere, quindi ho diciamo interrotto anche il suo giro, ma anche ai signori Alberto e Clara che a bordo strada si sono fermati per vedere come stessi e appunto mi hanno dato una mano, sono stati molto gentili e volevo ringraziarli anche così. Quindi adesso partiamo con il video montato normalmente, con tutte le immagini del giro che secondo me era davvero spettacolare. A un certo punto ovviamente ci sarà uno stop prima della caduta e ci vediamo per i prossimi appuntamenti. Avevo diverse cose programmate molto interessanti secondo me, per le quali fare anche dei video. Adesso punto a recuperare, riprogrammiamo un po' tutto e ai prossimi video. Ciao! Gruppo Mattinieri strikes again. Direzione ritrovo, ore 7:15 e poi verso Trieste. Non ho fatto io il giro oggi, giro Fulvio, lo chiameremo così. Non ho idea di dove si passi, ma ho la traccia GPS e quindi la seguiremo. Ritrovo sempre al solito davanti ai cicli Granzon. Forse mi metto la mantellina, attenzione, freschetto. Prima parte senza video, ritrovo in caffè Costa dei Barbari, poi piccolo pezzo per tornare indietro. Siamo saliti da Sistiana direzione Goriansco, appena finita la salita, tra l'altro molto bella, non l'avevo mai fatta, bella con bel saliscendi, qualche strappetto, appunto pezzettini di discesa in cui spingere, poi panorama questo. Meteo magnanimo per adesso, si è aperto, sotto il sole, però effettivamente là non è il massimo. Paninetto, destra, sì sì, Staniel. Poche riprese perché con la mantellina non riesco ad arrivare al supporto della GoPro. Comunque giornata ottima, quasi fresco, ma posti stupendi, giro non facile, abbiamo fatto tanto saliscendi, ma i posti sono veramente spettacolari. Dietro parlano di tornanti, quanti. Comunque bellissima la discesa da Sesana
fin dentro la valle del Vipava. Adesso però bisogna tornare su. Dicono che siamo in cima alla salita. Fulvio, quanto manca? Tutta la vita, quanto che te vuole? Lo dicono da un 5 minuti. 3 tornanti che... A girare un attimo sta telecamera, fai vedere alla gente dove che siamo. Qua spettacolo, che roba. Torno su Fulvio. Giro Fulvio. Giro Fulvio, mannaggiami, è al computer. Altro tornante. Gli ultimi tre. Gli ultimi 3. 6 tornanti fa. Il più classico dei ultimo tornante. Non per dire, ma siamo arrivati su ed è uscito il sole. Che spettacolo. Non ho la minima idea di come si chiami quel paese né di dove siamo. Grande Fulvio. Giro Fulvio che neanche lui sa dove siamo. Io signori aprirò un bed and breakfast con giri nel nulla in bici. Nel nulla. Giri a caso. Giri a caso. Che poi non sei una stronzata, No, un bed and breakfast e te che dà le mappe per farti i giri qua. Beh, in Veneto c'è tanti che fanno. In Veneto Comunque, mood del giorno, battute sulla Garmin. Anzi, titolo... Non server commentare. Titolo clickbait più battute sulla Garmin. Battute sul server della Garmin. Allora, più o meno siamo a metà giro. 47 km, 870 di dislivello, 2 ore. Fatto pausetta con panino, acqua e adesso dobbiamo trovare una fontana che forse è là in fondo e poi si riparte. Tanta roba, questo Stiak, mia solita pronuncia slovena al bacio. No, poi da fuoco il server. Server della Garmin qua su. Del Spiana, no? Guarda il famoso Spiana. La Spiana se la città, Aspetta che non vedo la mappa. Come si dice in inglese Spiana? Flat. Excuse me, is flat? E mo? Dritto. Ma spiana, tranquillo. Spiana. Spiana. Non ho niente più alto intorno, cioè come può essere che va sempre male? Non c'è niente, Sora. Momento frase motivazionale. Una salita. Comunque spiana. Comunque spiana, questa top frase motivazionale, ma una salita è solo una discesa al contrario. Tanto c'è un cimitero e sarà la fontanella. Esatto, vedo già bici ferme. Oppure non esistono imprese impossibili, ma solo uomini arrendevoli. O no? Ti non che sono sta arrendevoli oggi. No, grande assolutamente. Non mi sono mai arrendevo. Mai. Piuttosto moro, va. No, ma spiana, spiana e dopo ripiana.
quello che alcuni chiamano mangia e bevi, che non mi piace come definizione, ma si dice così. Prevedo panorama top fra 3, 2, 1. Tanta roba. Wow. Che bello. Che spettacolo. Quelli le antenne del nanos. Sì, Fulvione. Sora i 35 non è il caso. Fammi una foto finta che sono sul cellulare. Vabbè, ciao, chiudete tutto. Ma che roba! Che spettacolo! Strada completamente libera, asfalto perfetto, freschetto, quindi non caldo, che va bene. Top! Top! Tornanti! Senza parole, non ho parole. 8 km e mezzo di goduria totale. Sali scendi con asfalto perfetto, tornanti, 2 macchine, spettacolo puro, tanta roba. Scollinato è second paninetto of the day. Mi dicono che forse dovrei smetterla di fare quelle robe su Instagram, dai, le storie. Fulvio, paninetto con... paninetto con... mica proprio speck, di solito si presauna, proteine e meno grassi. Cosa dici di mortazza e formaggio? Tanta roba. Mortazza Che voleva secondo me lì è il peperon e borraccia con sprizzetto bianco. Allora lì era il top. Sì, ma così ho troppi sottotitoli da mettere, dai, italiano. Allora diciamo più caro che secondo me andava molto bene il panino con la mortadella e il peperone in agrodolce. Nella borraccia consigliavo del vino bianco Con dell'acqua gassata, frizzante. Siamo passati per Sesana, poi abbiamo preso il confine direzione Monrupino, località Monrupino. Adesso credo punteremo Opicina e rientro.